I will speak in Italian. In questa conferenza presenteremo le ultime indagini che abbiamo effettuato sul luogo dove la tradizione situa la casa dove abito San Girolamo a Roma. Con Luigi Filocchetti abbiamo appena fatto gli ultimi anni questo studio e abbiamo appena pubblicato una monografia su cui qua presentiamo un riassunto dei risultati che abbiamo ottenuto. Sappiamo che San Girolamo arrivò a Roma nell'anno 382, chiamato Papa Damaso, per svolgere il ruolo di segretario. Nonostante sappiamo che la comunicazione fra San Girolamo e il Papa era tramite lettere e anche tramite il corriere, per cui pensiamo che probabilmente la tradizione non posiziona il luogo dove visse San Girolamo intorno al Laterano, sede dove stava il Papa, ma invece tendono a posizionarla intorno a questa zona del Campo Marzio. In questa zona il Papa Damaso, concretamente sotto il Palazzo della Cancelleria, fondò la Basilica di San Lorenzo. In questa basilica c'erano anche gli archivi papali, pertanto quest'area sarebbe quella in cui probabilmente San Girolamo, che si comunicava con il Papa tramite un cantiere, dovette abitare al nord. Su questa zona ci sono fatte diverse ipotesi sulla localizzazione di questa casa. La prima pensa che probabilmente la casa si situava intorno a questa basilica in alcuni degli annessi, intorno all'archivio papale. Altri pensano che forse sotto un Museo Barraco c'è una domus aristocratica del IV-V secolo. Pensano che forse da questo il luogo dove abitò San Girolamo, perché questa casa potrebbe essere stata proprietà della famiglia del Papa Damaso. Altre tradizioni vedremo più avanti. La nostra zona di studio sarebbe questa, l'isolata di San Girolamo della Carità, che anche qui dove noi abbiamo focalizzato l'attenzione. Qui abbiamo un riassunto sui dati che abbiamo, alcuni dati presi dalle lettere di San Girolamo. Arriva al 382, nel 384 lui chiede a Santa Paola notizie delle sue figlie, perché sappiamo che lui nel 385 dice che abitò con Santa Paola per 3 anni. Pertanto la casa di Santa Paola era una casa dove San Girolamo abitò, una casa dove sappiamo che gli fece qualche incontro di preghiera e informazioni. Nel 384 la morte di Papa Damaso, e nel 385 c'è un dato anche interessante. Nella mia povera abitazione mi pare come se avesse una casa propria. Ci sono tante interpretazioni, noi non siamo entrati sulle interpretazioni di questi dati, però comunque la situazione è questa. Lui abita probabilmente nella zona del Campo Marzio, lui disse che abita nella zona della casa di Santa Paola, parla anche di una probabile casa sua. Non sappiamo come intendere questi testi. Questa sarebbe la situazione che ci tramandano le lettere. Altri dati che abbiamo una tradizione che dice una tradizione antica, però di cui non siamo riusciti ad andare avanti, cioè abbiamo trovato la tradizione la prima volta nel XVII secolo e qualche riferimento nel XV secolo. Non sappiamo dove nasce questa tradizione. Questa tradizione vuole che intorno alla chiesa di San Girolamo della Carità a Roma, questa è l'immagine, siamo sempre su questa zona qui, questo isolato. Questa attuale chiesa del XV secolo, la tradizione dice che fu costruita sopra una chiesa del V secolo, che a sua volta era stata costruita sopra la casa di Santa Paola, commemorando quella tradizione dove San Girolamo abitò per un periodo mentre era a Roma. Un altro elemento che rafforzerebbe questa tradizione: questa è l'unica chiesa intitolata San Girolamo a Roma di cui non abbiamo una spiegazione alternativa. Per esempio abbiamo un'altra chiesa a Roma intitolata San Girolamo dei Croati, non molto lontana di questa, però è costruita nel XV secolo, nel luogo dove dal XIV secolo c'erano profughi provenienti dall'Illiria, per cui l'intitolazione di quella chiesa risponderebbe proprio alla comunità che abitava in quella zona. C'è un'altra chiesa dedicata a San Geronimo, però che in realtà è il cambio puntuale del nome di un'antica chiesa, per cui non c'è una tradizione. Era la chiesa di San Salvatoris de Carnutis,
A un certo punto il Papa intitolerà San Girolamo, pochi anni dopo sarà distrutta per ampliare un palazzo, per cui quel nome non deriva da una tradizione precedente. Invece in questo caso potrebbe il nome derivare da questo ricordo che in questa zona abitò San Girolamo. Anche perché nel 1419, cioè prima della costruzione di questa chiesa, che sarebbe della fine del XV secolo, i francescani ottengono il permesso del Papa Martino V di costruire un ospedale. Però il Papa, un ospedale sappiamo intorno alla chiesa di Santa Caterina della Rota, che sarebbe questa chiesa qui, pertanto un ospedale in questa zona qui. Però il Papa Martino V chiese ai francescani di intitolarla di dedicare questo ospedale a San Girolamo. Ci fa pensare che già nel 1419 c'è una tradizione in cui questo luogo è vincolato alla figura di San Girolamo. Per questo il Papa chiese questa intitolazione, se non avrebbe chiesto sicuramente San Francesco, che era più logico, essendo francescani i titolari di questo ospedale. Questi sono i dati che abbiamo delle diverse tradizioni, fonti, però che non siamo riusciti a individuare l'origine di queste tradizioni, di queste leggende. Ora presentiamo velocemente quali sono i dati archeologici di questo isolato qui, quello che abbiamo individuato prima. Sarebbe questo isolato qui, questa sarebbe la chiesa di San Girolamo della Carità, e gli scavi affettano praticamente la metà dell'isolato. Questi scavi sono stati fatti negli anni 90 dalla Soprintendenza Archeologica di Roma sotto l'attuale edificio della Biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce. Erano inediti i risultati, negli ultimi anni abbiamo ripreso questi vecchi scavi e abbiamo analizzato i risultati, che sono quelli che presentiamo attualmente. Nell'isolato noi abbiamo individuato 4 fasi architettoniche che vanno dal I secolo al V secolo. Per quanto velocemente la prima fase sono queste strutture che vediamo qui, sono posizionate esattamente qui, cioè nel mezzo dell'isolato, corrispondono molto probabilmente a una delle fazioni del Circo Massimo, cioè le stalle dei cavalli. Questo si basa sulla forma dell'edificio con queste strutture molto allungate, anche per il fatto che sappiamo che in tutta quest'area si trovano queste stalle delle fazioni del Circo Massimo. Un po' più a nord c'era il luogo di allenamento degli Auridi, per cui questo quartiere era dedicato a tutta questa struttura delle fazioni circensi. Questo è l'isolato di San Girolamo. Sotto Palazzo Farnese di fronte c'è la sede sociale, sede di rappresentanza della fazione veneta. Sotto Palazzo della Cancelleria, dove Papa Damaso creerà l'archivio papale e la Basilica di San Lorenzo. La Basilica di San Lorenzo si chiamava San Lorenzo in Prassina, in ricordo della fazione prassina che occupava proprio questo isolato. Si sono scavati le stalle e molto recentemente si è fatto uno scavo in questo isolato qui, dove si sono trovate le stalle della fazione Rusate. E qui vediamo le strutture architettoniche: San Girolamo della Carità, il nostro isolato, la fazione Rusate appena scavato, e sotto la Basilica di San Lorenzo, creata da Papa Damaso, c'erano queste stalle. A parte la forma urbi situa in questo luogo una strada che si chiama Vicus Stapularius, cioè la strada che porta verso le stalle. Però questa è la prima fase. Come seconda fase, intorno alle strutture delle stalle si costruisce un ambiente, un edificio che noi riteniamo che sia di industriale, di produzione, magazzino. Abbiamo individuato qualche elemento che ci fa pensare forse alla produzione del pane. Pertanto tutto questo settore intorno alle stalle sarebbe dedicato a questa attività produttiva che è molto frequente in quest'area del Campo Marce. San Girolamo della Carità, la chiesa si posiziona qua sopra. Queste sono alcune strutture che si trovano nei sotterranei della biblioteca. Quest'angolo qui sarebbe la visione di questo muro che vediamo qui, La parte che ci interessa a noi è la terza fase, che la possiamo datare intorno al IV secolo. In questo momento alcune delle strutture di questo ambiente produttivo vengono marmorizzate, cioè conservando i muri, ma vengono ricoperti con pavimenti e strutture di opus settile parietali tutto in marmo. Qua abbiamo uno di questi pavimenti che si può datare alla fine del IV-V secolo.
altri piccoli pavimenti, cioè l'isolato, pensate, tutto sono sotterranei e palazzine diverse, per cui non abbiamo una struttura, sono piccoli settori di scavo che si possono mettere insieme in pianta, non abbiamo grande estensione di scavo, per cui sono piccoli frammenti, piccoli settori. Qui per esempio c'è un ambiente di questa antica struttura produttiva in cui vediamo la preparazione sui muri, con intorno a quella preparazione che è coperta con lastre di marmo. Pertanto abbiamo questa struttura che riteniamo che sia una domus aristocratica. C'è un processo abbastanza frequente sia a Roma che a Ostia Antica, in cui molte strutture produttive o insule sono disabitate, vengono comprate da queste famiglie aristocratiche e trasformate in domus aristocratiche. E intorno a questo ambiente abbiamo per esempio la che abbiamo citato precedentemente come la domus del Museo Baracco. Questa casa, forse proprietà di Papa Damaso, sarebbe un processo simile a questo, sarebbe secolo IV-V, antiche strutture produttive, insule eccetera, comprate da una famiglia e trasformate in queste abitazioni aristocratiche. Per cui è un fenomeno che l'abbiamo documentato a Roma in tantissimi momenti. C'è un terremoto, qua vediamo si trovano diversi elementi che ci parlano di queste fratture. Non sappiamo se prima del terremoto o subito dopo del terremoto c'è un cambiamento nell'area, che sarebbe la quarta fase, che è la costruzione intorno a quest'area, che sarebbe quella marmorizzata trasformata in una domus, di questi pilastri che possiamo datare fine del quarto, metà del quinto della struttura architettonica. Conserviamo quelli in colore verde, quelli in colore blu e la restituzione che abbiamo fatto noi, in base a che c'è un modulo a una distanza di 2,53 metri l'uno all'altro, perfettamente si producono, per cui possiamo intuire la presenza di quei pilastri che oggi sono conservati in base a conservare esattamente lo stesso modulo. Successiva a questo terremoto abbiamo detto, finora abbiamo questa domus, non sappiamo il proprietario ovviamente, possiamo pensare alla nostra ipotesi che potrebbe essere, secondo la tradizione, la domus di Santa Paola dove abitò San Girolamo, però è un'ipotesi, la tradizione dice che lì archeologicamente ce l'abbiamo. Ora, se la tradizione, come abbiamo tante altre intorno, diciamo, l'archeologia non possiamo dare una risposta sicura. Però abbiamo citato anche una tradizione che parla di una piccola chiesa sopra la casa di Santa Paola già nel V secolo, a tre navate. Archeologicamente non abbiamo documentato nessuna struttura attribuibile a una chiesa, una basilica. Ciononostante abbiamo alcuni elementi che ci possono far pensare che potrebbe essere esistita. Primo sono questi pilastri qui, la cui interpretazione non sappiamo cosa successe nel V secolo per costruire questi pilastri. Questi pilastri non appartengono a una basilica, quello chiaro, almeno quello che si conserva, però forse sono un rafforzamento per la costruzione di una piccola chiesa nel primo piano della domus. Cioè San Girolamo, in questo cenacolo di preghiera nella casa di Santa Paola, è chiaro che si riuniva nel primo piano, e in questo momento le sale aristocratiche, le sale più nobili, sono nel primo piano. E abbiamo alcuni casi a Roma in cui alcune di queste stanze vengono trasformate in chiese che si trovano nel primo piano, non al piano terra. Per esempio, dopo mostrerò un'immagine, le case del Celio, troviamo questa basilica nel primo piano. Abbiamo anche la basilica di Santa Lucina Morfea o in Selcis, che succede esattamente lo stesso, una domus aristocratica, e nel primo piano viene convertito in una chiesa. Per cui potremmo pensare che forse queste strutture hanno un rapporto con questo rafforzamento del primo piano per la costruzione di una basilica, però questa è un'ipotesi, non lo sappiamo, però non si può escludere. Troviamo anche alcuni elementi architettonici che forse ci portano a pensare alla presenza di una basilica. Per esempio questa transenna, gli unici paralleli che abbiamo trovati in una struttura con queste dimensioni, questa decorazione eccetera, sono da un lato altari con fenestrella confessionis, cioè basiliche di solito sopra catacombe, per cui fuori Roma, impossibile che sia dentro di Roma, però allo stesso tempo troviamo questo tipo di finestra, perché la dimensione della struttura ci parla che sia una finestra, si trovano paralleli in chiese paleocristiane a Roma nelle finestre, per cui potremmo stare
davanti di un frammento di una di queste finestre della Basilica del V secolo. La cronologia è quella, però non lo sappiamo sicuro. Questo capitello lo stesso corrisponderebbe alla cronologia della Basilica, un piccolo capitello, secolo IV-V, che potrebbe appartenere a questa struttura o no, non lo sappiamo. L'archeologia ha questo limite di questo scavo. Abbiamo anche nella struttura del XV secolo, che si trova in questo isolato, alcuni fusti di colonna costruiti esattamente nel momento in cui la primitiva basilica, che parla la tradizione del V secolo, dovette essere smontata per costruire la primitiva basilica del XV secolo di San Girolamo, senza navate, a navata unica, per cui le colonne, ipotetiche colonne che c'erano nel momento della basilica del V secolo, smontate per permettere la costruzione della nuova basilica, potrebbero essere state impiegate nel cortile che circondava questa basilica del XV secolo. Un'altra ipotesi, però non lo sappiamo. E per concludere, semplicemente un altro elemento interessante è il contesto storico in cui si potrebbe aver costruito questa basilica. Sappiamo che c'era un rapporto d'amicizia fra San Girolamo e il senatore Pamacchio. Ci sono lettere in cui sono rivolte al senatore Pamacchio. Pamacchio sposò una figlia di Santa Paola, Paolina. Questa figlia non morì prima di dare nessun figlio a Pamacchio, per cui le proprietà della suocera dovettero essere ereditate dal marito, cioè se la casa di Santa Paola, proprietà della suocera, passò alla figlia e della figlia passò a Pamacchio. Noi sappiamo che Pamacchio costruì una basilica nella casa di sua proprietà, in questo caso sul monte Cerio c'è la chiesa di San Giovanni Paolo, in cui nel primo piano della domus, una domus aristocratica che trasforma un'antica insula, si costruì già nella fine del III secolo, alla fine del IV secolo, una piccola cappella, questa che vediamo in immagine, sopra la scala al primo piano, e Pamacchio costruì sopra nel primo piano della basilica, all'inizio del V secolo, la basilica di San Giovanni Paolo. Per cui Pamacchio, abbiamo precedente che lui fece qualche basilica in una casa della sua proprietà al primo piano. Sempre tornando all'ipotesi, se vogliamo accettare la tradizione, potremmo pensare che Pamacchio, ereditando la casa di Santa Paola, potrebbe aver fatto lo stesso. Nel primo piano di quella domus di Santa Paola, ormai proprietà sua, potrebbe aver creato una primativa basilica nel V secolo in memoria di San Girolamo che abitò lì. Questo sarebbe la chiusura del cerchio. Ovviamente dobbiamo essere coscienti di quali sono i limiti. I limiti sono che l'archeologia non dimostra la tradizione, però bisogna dire che non c'è niente degli scavi che contraddiga quella tradizione, cioè tutti gli elementi possibili di questa tradizione ci sono. Ora non possiamo andare avanti, non possiamo essere sicuri che veramente la tradizione che segnala lì la casa di Santa Paola veramente è lì. Possiamo pensare di sì, però il limite è quello. Grazie.